Avete presente quando dovete andare a registrare un video in moto e invece di premere il tasto di registrazione sull'action cam del casco, premete solo il tasto di accensione, non registrate nulla. Buongiorno a tutti, Ciao. stiamo andando a Valmareno. Questo dico bello, bello. Stiamo andando a Valmareno perché da lì prendiamo una strada che è parallela a quella del passo San Borgo e andiamo fino a Mel, andiamo a mangiare in un ristorante del Salinato, passando in mezzo strade vecchie, poco frequentate. Andiamo. Perfetto. Devo dire il ristorante che non mi ricordo come si chiamava. Così.
errore mio. Ok, allora ho fatto tutta la salita, non ho registrato niente. Volevo fare una dronata, ma purtroppo da qui fino a Mel la sfiga non si può dronare. Comunque volevo farvi vedere quella meraviglia che c'è lì sotto. Siamo con Giulia e la nostra Xscape e adesso andiamo, proseguiamo sul percorso. Mi piace il mare qua, visto che è ripido. Guardando che belli fiori. Bene, avanti, vediamole. Attenzione Veneto. Che posti, non me lo ricordavo così. Bellissimo. Ma non voglio fare rumore per rispetto della natura. Talmente bello. Mi sembra, vabbè, è arido rispetto al paesaggio di primavera inoltrata o autunnale. Però comunque so farsi, no? Vabbè. La casetta. Navego molto bene. Adesso arrivati qua bisogna stare attenti perché c'è un bivio a 3 strade. A sinistra totale si arriva a casa di un frate regarese e non è il caso. Però dopo dritti si va a fare un pezzo di sterrato e invece a destra è la strada che dobbiamo prendere noi. Che bella. Borgo Valbelluna, vedete, Malga Canidi, c'è un pezzettino di sterrato, invece noi andremo a destra quest'oggi. Strada piccola ma ben asfaltata. Ah, che bella. Che meraviglia. Ma quanto sei bella sta stradea in discesa qua, ovvio. Il cinema, peccato che non si possa dronare, però spettacolo, amore, vero? Guarda là, ecco lì c'è un po' di tempo incerto, però speriamo bene. Bisogna andare un po' lesti perché potrebbe arrivare una macchina a velocità.
da Insta su qualche mureta. Discesa veramente bella. Ma lì che cos'è quella? È pioggia? Proprio bellissimo, è acqua pura, mannaggia, perché ci prendiamo anche l'acqua oggi. Che percorsi, ma che bella sta stradina, sta salite, discese, curve, curvette, è divertente. Piano che decolliamo, discesa secca. Nessuno. Discesissima, sentite che roba. Ora il freno e lei va da sola, occhio, guarda che non si percepisce, vedi che accelera. Mangiamento, che bello il volto. Presa larga, non riesco a piegare il ginocchio, pantalone che stringe. Guarda che stradina, so. Windows 90, Windows XP. Ok, finisce il pezzo di strada bello. Ce n'è ancora? Sì. Piano, piano. Che bello, prati, guarda, guarda lì, e quella è acqua pura, cacchio. Mi piace lo scoppiettamento della moto. Ma oltre 30 all'ora, l'Aster che fa la garetta. No, e io questo me lo ricordo perché da su sto guardando quella nuvola, non è proprio che mi piaccia tanto. No, sto guardando quella nuvola, non mi piace tanto. C'è anche, senti questa arietta di acqua, di pioggia. Sono frescolino, proprio bello. Che puzza, nella macchina davanti che inquina, mannaggia. Niente, aspetta, avrei inutile che mi metto a fare la garetta. Benvenuti in Barboranca. Che bello qua. Guarda che meraviglia. Guardate lì. Non so se mettere l'impermeabile. Mancherebbero 7 minuti, ma senti pure, amore? Sicuro? Sì?
porco cane, qua mi sono messo. Cos'è che faccio dopo? Pipì? Ok. Allora aspetta che qua richiede concentrazione. Ok, ci siamo imbardati. Guardate lì, cielo bellissimo, e lì l'acqua. Ok, ci siamo. Ecco, anche se mancano 5 minuti, la gomma che è gonfiata allo spasimo, ho sbagliato oggi, era 2,92 dietro e 2,40 rotti davanti, non va bene. E niente, anche se mancano 5 minuti siamo comunque messi impermeabile. La maestosità delle montagne, spettacolo. Ah, che bello. Ecco, vedete quella calle lì? A destra dei signori e dell'Osteria Alpino. A 20 metri ci sarà il ristorante Dal Moro. Il navigatore ci ha portato qui perché sono vicinissimi, io non ci ho fatto caso. Quindi parcheggiamo la moto e ci imbuchiamo dentro l'Osteria Alpino. Alla fine la ragazza si accorge che non avevamo prenotato e quindi ci dirigiamo verso il ristorante Dal Moro. Ristorante bellissimo, all'interno adesso vi faccio vedere le vetrate, il panorama che si può osservare mentre si mangia, e c'è anche un parcheggio dove si può portare la moto. Infatti dopo un po' sposto la moto, la porto lì davanti. Piazzato l'escape là dietro. Guardate qua, passeggiando tra i borghi di Mel. Adesso abbiamo finito di mangiare e stiamo facendo un giretto di perlustrazione. Che bello, un piccolo borgo. Questo è il centro con la torre. Prima, quando siamo arrivati, eravamo davanti al ristorante Alpino
e di qua poi abbiamo trovato il ristorante Dal Moro, si chiama. Ve lo consigliamo, facciamo pubblicità gratuita perché si mangia davvero bene e il posto è meraviglioso con quella vista lì fantastica. Adesso qua ci torniamo con la moto e poi facciamo la strada dell'andata. Guardate che bel borgo. Questo suono che sentite è la moto 125 da cross di un ragazzino simpatico che abbiamo incontrato qua dietro l'angolo a sinistra. Abbiamo fatto 2 parole. Se vede il video, un saluto. Sì. Bene ragazzi, abbiamo mangiato. Adesso la Giulia ci fa il video. Questo è il posto strepitoso. Adesso torniamo e la Giulia. E adesso torniamo. Guardati. Non tanto. Monta pure. Muretto. Bene, stiamo tornando. Guarda che meraviglia. Quello è il Piave, quella è acqua invece. Vedo acqua ragazzi, vedo acqua dappertutto. Che spettacolo! Maverick e Goose. Bene, qua stiamo facendo la strada dell'andata al contrario. L'alternativa era fare il passo San Boldo. Questa ci è piaciuta. Qua in salita, guardate che meraviglia, guarda che curvette. Gonzago. Dovevo andare a destra e torniamo indietro.
Continental TKC70 e va veramente molto bene. Piega che è un piacere. Vado piano, se no Giulia mi ha detto che le viene mal di panza. Andare in giostra, perché qua c'è una serie di salite e discese. Il fumo di legna. Questo tratto è stupendo, veramente stupefacente. Asfalto fresco, il serrato è bello raga, però quando ti fanno questo asfalto a gratis, questo è proprio asfalto nuovo. Stando attenti a non andare giù per il dirupo, perché qua non conosco. Qua si ritorna, ecco, se si va di là si fa uno sterrato abbastanza impegnativo, invece noi ce ne torniamo belli tranquilli a Valmareno. Faccio un po' di discesa, ce la fai a continuare, vado piano, ho rallentato e visto dove c'erano le cunete. Amore, dimmi se vuoi, mi fermo, non c'è problema. Qua c'è parecchio ghiaino per terra. Qua se venite non fate come ho fatto io, state attenti perché la strada è molto stretta e dalle curve possono sbucare macchine come adesso, guardate, ora arriva una macchina, un SUV, guarda, tac, non era colpa sua, ha allargato perché sennò andava a strisciare contro la roccia, però tutto a ecco, posto? attenzione. Si è fatta male? Guarda che bello da qua.
rallinto. Di tornatini, no, va a singhiozzo ancora. Secondo me è rimasta un po' di acqua della benzina precedente. Bene ragazzi, siamo arrivati a Valmareno e se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, mettete pure un like. Sto salutando, ma ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti. Ah, che bello qua.